Favara oggi è stata la volta di un evento unico nel suo genere. In città infatti è approdato il Frigo 2000 nell'ambito del Bora Cube Tour. Il Frigo 2000 sosta innanzi Milia Shop in viale Aldo Moro 236 fino alle ore 21. Si tratta in termini molto sintetici di un ristorante mobile, dunque una cucina itinerante frutto dell'innovazione tecnologica del settore e a miglioramento della qualità della vita. Il Bora Cube Tour è a Favara dopo diverse tappe in tutta Italia e rende la propria esperienza tramite il padiglione mobile Frigo 2000 a disposizione di progettisti, architetti, chef e di tutti i cittadini e gli amanti della cucina e non solo. Siamo sul Bora Truck davanti al negozio di Milia e ci troviamo a Favara. Il Bora Truck sta girando tutta Europa e abbiamo organizzato questo tour in Sicilia per dimostrare l'efficienza di questo marchio tedesco che si chiama Bora e che elimina i fumi e i vapori direttamente al punto di origine. Vi faccio vedere solo una piccolissima dimostrazione per farvi vedere cosa intendo eliminare i fumi e gli odori al punto di origine. Abbiamo un piano cottura a induzione e possiamo accendere l'induzione e cominciare a far bollire l'acqua. L'idea che ha avuto il titolare di Bora, che è un signore tedesco che vive a Rosenheim vicino a Monaco, è stata quella di misurare i fumi che salgono a 1 metro al secondo, i fumi di cottura. Nel momento in cui io vado a creare una corrente trasversale, questi fumi di cottura che salgono a 1 metro al secondo verranno catturati a 4 volte la velocità con cui salgono. E quindi andiamo a cucinare in un ambiente completamente libero da ogni odore. Possiamo cucinare qualsiasi cosa in casa nostra, che sia carne, che sia pesce, che sia verdure, broccoli, tutte le cose che fanno odore, che vengono totalmente eliminate. Un'altra cosa facilissima, che è un grande elemento di aiuto in casa, è quella di fare la pulizia della cappa. Quindi una volta che abbiamo finito di cucinare in questo ambiente totalmente pulito, possiamo spegnere il nostro piano cottura e mettere il filtro antigrassi e la nostra griglietta direttamente in lavastoviglie per pulire. Il prodotto è un prodotto che esiste da oltre 10 anni ed è un brevetto tedesco ed ha migliorato la qualità della vita di tanta gente in casa fino ad oggi. Siamo felici di ospitare questo evento di Bora a Favara, dove per la prima volta viene fatta sia nella provincia di Agrigento e per la provincia di Caltanissetta l'innovazione della cottura, dove si può cucinare dentro casa e non avere più il problema degli odori. L'evento continua e si può venire fino alle 21 a poter vedere e toccare con mano che cosa significa la cottura dei piani cottura e delle cappe Bora. Per quanto riguarda la ditta Milia ci ho sempre creduto e sin da subito ho puntato su loro per sviluppare il prodotto e farlo conoscere qui in provincia di Agrigento e Caltanissetta.